Euroregione.news. Proteggere il passato per investire sul futuro. Il bando sul restauro 2026 di Fondazione Friuli, che giunge alla sua 9ª annualità con il sostegno di Intesa San Paolo, poggia saldamente su questo concetto e premierà proposte capaci di integrare al restauro di beni mobili e immobili sottoposti a tutela percorsi di digitalizzazione e altro che ne migliorino fruibilità e accessibilità, come la best practice presentata durante la conferenza di presentazione del bando a Palazzo Antonini Stringer di Udine, sede della Fondazione. Dal 2018 ad oggi Fondazione Friuli ha finanziato 349 progetti di restauro. Secondo me il fatto che il restauro serva a conservare la bellezza e la memoria, direi che senza profondi simbolismi è la cosa più importante e utile non solo per il presente e per noi, ma anche per le generazioni future. Il bando 2026 dispone di una dotazione di 500.000 euro complessivi e la Fondazione coprirà fino all'80% dei costi preventivati con un limite massimo di 30.000 euro per singolo progetto. La qualità progettuale sarà dirimente per la valutazione che terrà conto della rilevanza storico-artistica e dell'urgenza del restauro, della chiarezza di obiettivi e dell'efficacia delle azioni anche dal punto di vista occupazionale. Termine ultimo per la presentazione delle domande l'11 maggio 2026. Potranno presentare le istituzioni pubbliche, enti religiosi e realtà del terzo settore nelle province di Udine e Pordenone. Il bando prevede un finanziamento di 30.000 euro fino a copertura dell'80% dell'intervento e quindi è un importo sufficiente per restaurare anche opere di una certa importanza. La complementarietà dell'azione della Fondazione Friuli con gli interventi ministeriali è stata richiamata da Paola Ventura, capo della Soprintendenza regionale del Friuli Venezia Giulia, che ha auspicato che vengano premiate proposte caratterizzate da elevata qualità tecnica ed elementi di innovazione. Noi abbiamo come Ministero dei finanziamenti, oltre agli interventi diretti, anche per i privati, che per esempio in questo caso sono esclusi, e questo diceva la complementarietà, per cui se uno ha appunto dei beni culturali da tutelare c'è un vasto ventaglio di possibilità in cui oltre all'iniziativa pubblica statale si riesce effettivamente a recuperare e tutelare questi beni. L'intervento pilota nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Prodolone non ha solo riguardato gli affreschi del Pomponio Amalteo e dell'altare ligneo rinascimentale di Giovanni Martini, ma anche il contesto architettonico che li ospita. A presentare l'intervento sostenuto dalla Fondazione Friuli, la storica dell'arte Isabella Reale e il manager di Stonex Stefano Iacumin, che ha illustrato la tecnologia fotogrammetrica basata sull'intelligenza artificiale e algoritmi complessi che ha consentito di realizzare un calco millimetrico digitale tridimensionale della chiesa e delle opere che restituisce la situazione particolareggiata pre, durante e post restauro, utile ad ampliare sia la fruizione delle opere attraverso QR e pubblicazione in archivi digitali accessibili, nonché la loro ricostruzione in caso di eventi distruttivi. Il fatto di poter recuperare la matrice 3D millimetrica di un'opera permette molteplici utilizzi, sia in termini tecnici, quindi se l'opera con gli anni va a depauperarsi abbiamo la possibilità di avere la matrice dell'origine, quindi la possibilità di ricostruire l'opera il più vicino possibile a quello che era l'originalità dell'opera, ed è il primo aspetto. Il secondo aspetto è la fruibilità, quindi la possibilità di mettere in rete online, sui social o in qualsiasi altra tecnologia il database di queste opere digitalizzate. La tutela non è fine a se stessa, quindi questi beni devono essere restituiti e resi fruibili. Resi fruibili non vuol dire solo accessibili fisicamente, ma anche comprensibili. In questo caso le tecnologie integrano quella che può essere una percezione chiaramente ridotta dalle tracce del tempo. La Fondazione ha voluto per la prima volta quest'anno proporsi con un progetto pilota, intervenendo non in maniera episodica o per un singolo oggetto, ma per
preservare nel suo complesso la chiesa con le opere che contiene. A ricordare il ruolo attivo di Intesa San Paolo nella tutela, recupero e promozione delle opere d'arte è stata la direttrice regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia dell'Istituto Bancario Cristina Cipiccia. Intesa San Paolo è proprietaria di 35.000 opere d'arte, in gran parte esposte nei 4 poli museali della banca in Italia, e dal 1989 con il programma Restituzioni Intesa San Paolo ha salvato, restituito 2.000 opere d'arte non di proprietà. È stato anche digitalizzato e reso pubblico un enorme patrimonio fotografico che documenta l'Italia dal dopoguerra ad oggi. Il bando cultura, che è il bando restauro che oggi presentiamo, va nella direzione proprio di aiutare le comunità a restituire, a rendere fruibili, mantenendoli per quanto possibile sul territorio d'appartenenza, le opere artistiche che arricchiscono e che rappresentano dei frammenti importanti della storia della nostra società. Quindi salvarle è una parte del lavoro, e noi riteniamo che la combinazione di strumenti finanziari sicuramente necessari e strumenti digitali possa essere veramente la chiave di volta per il futuro, per rendere questo patrimonio meno fragile e più accessibile. Nel suo messaggio, riportato in sala da Francesca Burello, responsabile dell'ufficio stampa della Fondazione Friuli, il vicepresidente della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia e assessore regionale alla cultura e sport Mario Anzil, ha definito il bando restauro un segnale concreto di attenzione verso la memoria e l'identità dei nostri territori, che punta alla custodia della storia come strumento offerto alle nuove generazioni per conoscersi, riconoscersi e rafforzare il senso di appartenenza a una realtà ricca di stratificazioni culturali.